Per la prima volta tutti assieme, i costruttori edili del Veneto si sono dati appuntamento a Mestre nella loro prima assise di sempre per confrontarsi sui dati di un biennio magro, se non proprio tragico, e proporre una soluzione unitaria. La crisi genera unicità, soprattutto quando continua a mordere il cuore del tessuto economico del nord-est, quello delle costruzioni, 10% del PIL nazionale, che però nel quadriennio 2007-2010 ha subito flessioni pari ad un terzo. Dito puntato sullo Stato, uno Stato che non investe in opere pubbliche, meno 20% in 2 anni, che non paga, come denunciato da almeno 2 imprese su 3, che non riesce a cantierare opere già approvate e che lega le mani a chi vuol fare con una legislazione poliziesca esagerata ed incompleta. Ha messo in campo delle iniziative importanti e che sarebbero molto utili alla nostra categoria. Dopodiché, quello che si vede nei fatti, ancora queste iniziative sono restate iniziative, quindi non si sono concretizzate. Noi cerchiamo di dire che bisogna concretizzarle. Tale concretezza ha preso forma in un patto per il Veneto futuro, proposto oggi ai rappresentanti di quello Stato che finora, questa è l'accusa dei costruttori, ha fatto ben poco la sua parte, ovvero accelerazione delle grandi opere da 4 miliardi di euro già inserite nel CIPE, utilizzo della leva fiscale, promozione di un piano per le opere medio-piccole, soprattutto le scuole, puntando sulla riconversione energetica, ma soprattutto immediata modifica del patto di stabilità. Nei territori dove il patto di stabilità è applicato a enti che sono virtuosi, quindi che hanno soldi da spendere, che potrebbero spenderli, è iniquo. Il patto di stabilità verrà rafforzato, non allentato, e in tutti i paesi siamo impegnati alla più rigorosa disciplina di bilancio. Piuttosto il modo di rispondere a quelle sollecitazioni è arrivare finalmente alla riforma delle autonomie locali, che è una parte della riforma del federalismo fiscale. Federalismo insomma, ricetta per ogni male economico a cui il ministro Brunetta aggiunge promettendo l'attesa sburocratizzazione puntando su internet. Questo non si può che essere d'accordo, regole più semplici, sportello unico, l'uso della rete web, posta elettronica certificata nei rapporti con la pubblica amministrazione.